Allora, mi chiamo Luigi Baesse, sono di San Nona di Piave, ho 77 anni. Nel 1988 ho creato un'azienda per la produzione di abbigliamento conto terzi, se non che appunto poteva essere il mio futuro e per la mia famiglia, se non che ho avuto dei grossi disagi nel 92-93, quando delle leggi razziste per favorire il Sud hanno condannato la mia azienda e migliaia e migliaia di altri veneti alla chiusura, al fallimento e alla rovina delle aziende stesse e delle famiglie stesse. Per cui io oggi mi trovo senza nulla in mano in una casa di affitto perché mi è stata truffata dallo Stato. Mi hanno portato via l'azienda e tutto quello che avevo, per cui mi trovo in miseria e in povertà, condizionato nella mia libertà, privato di diritti umani e della dignità umana. Quindi in pratica io non sono un cittadino, ma sono uno schiavo di queste colonie romane, che non ho la possibilità, adesso abito in affitto, ma fra qualche mese penso che avrò lo Stato, perché con la pensione che vivo, che se decurta sempre in continuazione, o mangio o pago l'affitto. Io preferisco mangiare che pagare l'affitto, perché di queste condizioni non si può fare mangiare e pagare l'affitto, perché i soldi sono questi: prendo 900 euro di pensione al mese e me ne vogliono oltre 600 per l'affitto, quindi con 300 euro paga acqua, paga luce, gas e compagnia bella, non mi bastano per niente, insomma. Cosa è successo? È successo che nel 92-93 il governo italiano, il governo Amato, ha fatto 4 decreti legge contro noi veneti e in pratica ha fatto fallire tutte le aziende del tessile e abbigliamento, tutte, moltissime, 5-6 mila, e quindi noi siamo rimasti falliti, ci hanno sequestrato tutte le aziende, le case, hanno portato via tutto, siamo rimasti in miseria, neanche niente per mangiare. Se non che adesso mi trovo le condizioni che ho già citato prima. Quindi lei lavorava per qualche azienda più importante? Di abbigliamento della zona, sì, la Stefanel, Benetton, ho fatto qualcosa anche per Benetton, ma lo so che Benetton aveva migliaia e migliaia di tante aziende che lavoravano per Benetton, che dopo ci siamo trovati tutti in queste condizioni. Benetton, dopo per citare le piccole non mi ricordo più perché ne avevamo tante aziende, ma dall'oggi al domani con questa legge, che poi il governo italiano è stato richiamato anche dalla comunità europea, il che non è servito a nulla, hanno rifatto tutti questi decreti legge che il governo, i 4 decreti legge fatti dal governo Amato, convertiti nelle leggi dal governo Ciampi, col benestare sempre del bravo Scalfaro, perché lui li firmava sempre in continuazione, consapevole che violava la legge e la Costituzione, che ha ridotto migliaia di persone in miseria, nelle scuole della miseria e in schiavitù. Non so se rendo l'idea. Praticamente lei aveva un'attività florida, un'attività che produceva e con gente volonterosa, brava. Insomma, in totale eravamo 18 persone occupate, fra noi di famiglia e 15 brave ragazze, bravissime, che anche loro sono rimaste a piedi. Quante famiglie? 15 famiglie. 15 famiglie. 15 famiglie sicure. 15 famiglie per quanto riguarda la sua attività. Sì. E quante famiglie per tutte le 5.000 diciamo che su queste famiglie molte aziende erano in società, come noi eravamo in 3, no? Ma là c'erano delle lavoratrici che si mettevano insieme a fare la produzione di abbigliamento, quindi pensiamo che almeno un 10, 11, 15 mila famiglie sono interessate a questo problema, con 70-80 mila disoccupate, quasi tutte donne. E nessuno ha mai protestato? Mai nessuno ha protestato, sono stato io che ho parlato molto. Ho avuto delle interviste per televisione, però senza esito, in quanto proprio i giornalisti stessi non mi credevano, non davano retta a quello che dicevo, hai capito? Io andavo là, mi chiamavano, perché è sempre stato invitato, in Rai sono stato 4 volte, hanno fatto un servizio per telegiornale la Rai a casa mia, però non ho parlato io, il mio avvocato per televisione, ha parlato il giornalista, quindi le nostre voci sono state oscurate. Hai capito? E lui ha detto quello che ha voluto.
Quindi nel giro di poco tempo lei si è trovato senza nulla in mano. Dall'oggi al domani, una volta fatta quella legge che è stata fatta a settembre del 92, io nel giro di 5-6 giorni ho finito il lavoro che avevo in casa e dopo basta. La ditta, la Stefanel, che è una di quelle che mi forniva, ha detto da oggi al domani non possiamo più darti niente perché mandiamo tutto al sud, dove che ci fanno lo sconto dal 30 al 50%, per cui voi siete tirati fuori, voi non avete più niente da fare con noi, dovete arrangiarvi. Quindi lei è stato costretto al fallimento. Io ho tirato avanti per alcuni mesi nella speranza che la cosa si risolvesse, però non è successo niente. O pagando le dipendenti anche senza lavoro, ma soprattutto stipendio e INPS non mancava mai, fino a che a un certo momento non si è potuto più fare niente perché le banche mi hanno sospeso anche i soldi, i rifornimenti, diciamo, chiamiamoli rifornimenti dei soldi, e ci siamo costretti a fallire in proprio per non coinvolgere anche altre aziende, altri fornitori di qualità diversa dalla nostra. Si racconta spesso che chi fallisce è sempre un furbo, no? È qualcuno che riesce sempre ad accantonare dei capitali. E cosa mi è capitata anche in questi giorni, purtroppo, di una professoressa che percepisce un guadagno abbastanza buono e dice che io con la mia pensione, che è di 480 euro al mese, buongiorno signor Scalfaro, noi abbiamo messo via da parte, cioè secondo loro noi siamo tutti ricchi. Abbiamo tutti rubato sulle nostre aziende, cioè quello che era nostro secondo loro lo abbiamo rubato perché siamo i furbetti, non facciamo le dichiarazioni dei redditi noi, no? Perché siamo tutti disonesti, tutti furbetti, però nessuno viene a controllare a casa mia cosa ho da mangiare oggi e se ho da mangiare, perché non abbiamo neanche da mangiare. Quanti anni ha? 77. E come riesce a sopravvivere? Beh, se qualcuno mi dà qualcosa da fare o da mangiare, se no guardo il soffitto. Nero? Lavora in nero? Nero, io non ho la partita IVA perché mi è stata tolta. Io avevo la partita IVA e lo Stato mi ha preso anche quella, perché non possiamo più lavorare. Siamo cancellati dalla faccia della terra, siamo proprio degli schiavi. Quindi lei è obbligato a 77 anni, se vuole mangiare, di fare qualche lavoretto se trova qualcuno disponibile a fare qualcosa. Io facevo una certa attività una volta e il fisioterapista, se trovo qualcuno che mi fa lavorare mangio e se no buonanotte, sono lavori. A 77 anni lei è costretto a ancora lavorare per mangiare. Quindi non per fare il furbetto e mettere via i soldi. E queste condizioni mi è capitato di avere anche altri artigiani che una volta io avevo fatto un comitato e mi dicono io non ho niente da mangiare anch'io, non abbiamo da mangiare noi, perché tutto va al sud e oltretutto adesso posso dire una cosa che è fuori argomento, i profughi della Libia vengono in Italia e percepiscono 1.200 euro al mese. 1.200 euro al mese, cosa che è una roba talmente assurda, schifosa e vergognosa che noi ne abbiamo mangiare e loro arrivano come se fossero chissà salvatori della patria, gli danno 1.200 euro al mese. Hai mai provato a chiedere aiuto alle istituzioni? No, finora no, ma comunque sono costretto a farlo per sopravvivere, anzi ho chiesto se posso avere anche una casa popolare perché l'affitto dove abito mi costa oltre 600 euro al mese e con 900 euro non si può fare più di tanto, per cui speriamo che là mi arrivi qualcosa, che mi arrivi una casa, insomma, però come al solito la preferenza è sempre per quelli degli extracomunitari, diciamo, e i soldi in preferenza per quelli del sud e noi non c'è niente per noi, perché guardando un po' le leggi tutto è a favore del sud, loro non hanno i diritti e noi abbiamo i doveri di lavorare, se hai lavoro, e se no crepi, perché per noi non c'è niente. Lei durante il suo lavoro regolare con l'attività ha mai fatto lavoro nero? Ha mai svolto attività in nero? Non si poteva, perché tanti capi ci portavano
in bolletta e tanti capi dovevamo restituire, per cui eravamo costretti a pagare tutto. Cioè il nero era impossibile farlo, non si poteva fare. Quindi lei è costretto a 77 anni di fare qualche lavoro, qualche prestazione in nero per mangiare, per sopravvivere. Per sopravvivere. Cosa chiederebbe, cosa vorrebbe lei da uno Stato? Che mi ridasse per diritto, perché ho 2 leggi a mio favore, che io prevedo il risarcimento dei danni, per cui io ho il diritto di avere i danni materiali, morali e psicologici, perché mia moglie poverina è morta 14 mesi fa, è morta perché l'emorragia cerebrale, sono di prendere pastiglie per dormire e per dormire di notte. Cioè io penso che sia dovuto anche a quello. Hai capito? Mia moglie è morta 14 mesi fa. Quindi lo Stato sperpera per chi non ha bisogno e non aiuta. E chi ha bisogno, alle aziende come la mia, che se la mia azienda non aveva tante tasse da pagare, eravamo competitivi. Con i cinesi, con il meridione, bastava che ci fossero ridotti i contributi, noi eravamo competitivi. Quindi tutte le aziende del Veneto sarebbero ancora vive, lavorare ancora, capito? Soltanto che il Netronca per dare, cioè ci hanno obbligati a pagare i contributi per le nostre aziende e anche per quelle del sud, le nostre concorrenti, hai capito? Quindi noi siamo proprio il popolo che lavora e che paga, e silenzio. Quanto veniva risparmiato dalle aziende del sud doveva essere pagato in pratica dalle aziende venete. Perché loro per legge sono esentate dal versare INPS in primo, INAIL, IRPEC e l'ILOR di allora, che non so adesso come si chiami, perché io mi riferisco a 16 anni fa, 17 anni fa, insomma. Oltre che a finanziamenti a fondo perduto. Ecco, e allora ho fatto un conto approssimativo. Nel 94, con 3 leggi diverse uno dall'altro, hanno avuto circa 10.000 miliardi di contributi al mese, cioè pardon, all'anno nel 94. Diviso per 12 mesi avevano, o per 95 giorni, avevano circa 35-36 miliardi al giorno di agevolazioni, vero? Un'enormità, però a un certo momento le ditte che portavano il lavoro là, tipo Benetton e altre grosse ditte, portavano il lavoro in meridione e anziché consegnarlo a tempo dovuto lo portavano indietro dopo, cioè una volta fatto il lavoro lo portavano dopo, cioè non nelle date rispettate. Non rispettavano le consegne. Non rispettavano le consegne, e allora hanno resistito 1 anno, 2 anni, 3 anni, e dopo hanno portato il lavoro in Romania e adesso vanno in Asia, in Cina, insomma, hai capito? Quindi lei aveva l'obbligo di pagare l'INPS e l'INPS si è impossessata della sua casa. Della mia casa e della Al sud non hanno obbligo di pagare l'INPS e ognuno può vivere nella sua casa. Loro non devono pagare le tasse come noi, inutile dire mettere il bollettino qua, il fiscale, il coso, al bar. Ma lo facciamo solo noi, chi lo fa? Chi lo fa? E giù non lo fa nessuno, almeno a quanto mi è stato riferito, perché io al sud non sono mai andato, vero? Non ho avuto questa possibilità di disponibilità per andare a vedere il sud come è fatto, però là lo pagano come lo pagano, insomma, se lo pagano, però non lo pagano perché sono esenti di legge. Per esempio l'IRPEG loro, chi vuole versare la versa, va bene, però è come che sia un fondo per loro, perché dopo 1 anno o 2 anni gli viene restituito, questo è per legge. Hai capito? Pagano delle tasse che in un secondo momento vengono ritornate. E vengono ritornate. In cose, l'ultimo nel 94 l'hanno fatto nel 93, restituito in 10 rate. Questo per la legge 287 del 79, che riguarda sempre appunto le agevolazioni al sud. Lei come vorrebbe uno Stato nuovo? E fuori dall'Italia, via dall'Italia, no? Perché non si può convivere in questa maniera.